La città di Musile si stringe ancora a lutto attorno alla famiglia Rosada. Giacomo Rosada, di soli 22 anni, giovedì 13 giugno decide di recarsi al lavoro in sella alla sua Honda 600, ma il tragico destino lo attendeva proprio lungo il percorso a lui noto. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo per terminare la corsa addosso a un'auto. La comunità intera è sconvolta, il parroco Don Saverio è vicino alla famiglia con la preghiera e parole di conforto. Anche il sindaco Gianluca Forcolin esprime il proprio dispiacere nel vedere un'altra giovane vittima della strada. Le esequie sono state celebrate oggi alle ore 10:30 presso la parrocchia San Donato di Musile di Piave. Il piazzale e la chiesa erano gremiti, c'erano i familiari e parenti, ma c'erano anche molti fedeli e cittadini di Musile a testimoniare nel segno della fede la loro vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. Al termine della cerimonia un ultimo saluto ha rappresentato uno dei momenti più toccanti. Gli amici hanno formato sul sagrato della chiesa un corridoio simbolico con palloncini bianchi. Questi poi sono stati liberati in cielo. Il candore dei palloncini, simbolo della purezza della giovane vita spezzata, puntellavano il cielo azzurro terso, simbolo della vita e della speranza.